The life that I have left behind can never be the same. I think about you all the time. I see you in my dreams as we kissed upon the bridge in Stephen's Green. Paperback Writer. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Benvenuti ad Alta Tiratura su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi. Passiamo subito a vedere le classifiche di vendita di questa settimana, un attimo che le prendo. Allora, non ci sono delle grandi differenze rispetto alla settimana passata. In testa, come ormai per gran parte dell'anno, c'è Joël Dicker con la catastrofica Visita allo Zoo. Ecco, secondo posto abbiamo Giuliana Salvi con questo romanzo Clementina, che è edito da Einaudi, che era invece della nave di Teseo. Diciamo che questa è una saga familiare un po' simile a quelle che hanno avuto così grande successo negli ultimi anni. Poi c'è, come la settimana scorsa, Suzanne Collins con uno spin-off degli Hunger Games e poco altro da segnalare. Passerei quindi, diciamo, ai libri più interessanti usciti questa settimana. Al primo posto io metterei senza dubbio il calendario di Ennio Flaiano, edito da Lugni Editrice. Di cosa si tratta? Si tratta di un Flaiano inedito fino a oggi in volume e vengono raccolti in questo tomo piuttosto ampio di appunto Lugni Editrice. Sono per l'esattezza 26 euro e le pagine sono più di 400. Qui vengono raccolti gli scritti inediti, appunto gli scritti inediti in volume di Flaiano, collaboratore della Voce Repubblicana, che era un quotidiano di ispirazione liberale e radicale. Ovviamente c'è tutto Flaiano, che è uno scrittore che ha fatto dell'ironia la sua cifra principale, uno scrittore che è dedito al frammento però di costume, non al frammento lirico come era invece nella moda dei primi 30-40 anni del secolo, del Novecento. Sono spesso ritratti impietosi dei politici dell'epoca, ma ci sono anche delle riflessioni più ampie sul carattere degli italiani. Ora, noi sappiamo che Flaiano è uno scrittore molto particolare perché ha dimostrato di essere in grado di scrivere un grande romanzo, che è Il tempo di uccidere, che fu il primo vincitore del premio Strega in assoluto e che è un grande romanzo. Oggi sta nel catalogo di Adelphi, racconta la guerra d'Etiopia e lo fa in una maniera del tutto originale. È uno dei grandi libri sicuramente del Novecento, però ecco, Flaiano non ha voluto dare seguito alla sua carriera di romanziere. Poi naturalmente sappiamo che fu un grande scrittore di sceneggiature e il principale collaboratore di Fellini. Sappiamo anche che ebbe un litigio poi con Fellini per una cosa alquanto sgradevole, cioè quando Fellini andò a ritirare il premio Oscar per Otto e mezzo, viaggiò in prima classe e mise Flaiano invece in seconda classe. Questo, insieme ad altri piccoli screzi, causò appunto il litigio tra due pesi massimi della cultura italiana. Ma cosa c'è di divertente in questo libro? Innanzitutto Flaiano è quasi sempre divertente perché appunto, come si diceva, l'ironia è la sua cifra principale. Un'ironia
triste, nel senso non scanzonata come può essere in altri autori, riflette un modo di sentire, ehm, come dire, in cui la vita viene sempre vista come qualche cosa di grigio e sì, di grigio. Quindi da un lato c'è un rifiuto netto della retorica, che è la parte bella, dall'altra però a volte è un po' sconsolato. Certo, quando fa dei ritratti al fulmicotone, non si può che rimanere, completamente ammirati. Vi voglio leggere ad esempio un passaggio che lui dedica agli intellettuali della sua epoca. Ora Flaiano è sempre, diciamo stato nel ristrettissimo in realtà, ambiente degli intellettuali non di sinistra insomma. Lui è un liberale con tendenze radicali, come del resto abbiamo appena visto, no, la sua collaborazione alla Voce è proprio sintomo di questa posizione politica. Però diciamo che aveva conosciuto e conosceva un po' tutti, quindi aveva visto, come dire, passare da una parte all'altra una legione di scrittori e artisti che erano stati, diciamo, fascisti o comunque se non fascisti, che non avevano trovato niente da dire sul fascismo, forse per convenienza, e li aveva visti transitare nel dopoguerra e andare invece a rimpolpare le schiere del Partito Comunista che, devo dire con grande intelligenza, aveva saputo attirare tutte le menti migliori o quasi, della fine, cioè della metà del secolo. Flaiano non fu tra questi, molti suoi amici sì, e quindi aveva uno sguardo particolarmente disincantato sulle vicende appunto del gotha della cultura italiana. Vi leggo un passaggio che secondo me è molto, come dire, testimonia la capacità di Flaiano anche di antivedere, cioè di prevedere quello che, sarebbe poi successo in un clima di conformismo così, schiacciante quale era nell'immediato dopoguerra. Prendo il passo che vi voglio leggere, ce l'ho sul computer, un secondo di pazienza, eccolo qua. Allora, beh, qui siamo allora, vediamo la data. Questo è uno degli appunti lungo del 18 febbraio 1948. Sentite cosa dice: "Tra i problemi che periodicamente gli intellettuali italiani si trovano a dover risolvere, il più grave è quello dell'adesione. Non passa davvero ventennio", e qui ovviamente c'è un riferimento al ventennio fascista, "senza che siano chiamati a firmare un programma che non li riguarda". Se ricordate, durante il fascismo furono firmati 2 grandi manifesti, il manifesto degli intellettuali fascisti e il manifesto degli intellettuali antifascisti. Non passa davvero ventennio, appunto dice, senza che siano chiamati a firmare un programma che non li riguarda. Fosse almeno la loro adesione desiderata per un reale e onesto rinnovamento degli spiriti, per il progresso morale e sociale della nazione ansiosa dai lumi della cultura. Non è così. Si tratta invece di un'adesione sempre pubblicitaria, qua, siamo già al top, polvere agli occhi per quanto sono tratti a ritenere la firma dell'intelligenza un avallo responsabile. Ci sta dicendo che, la gente che firma gli appelli, e noi sappiamo che la cultura italiana è malata di appellite, lo fanno non raramente per motivi culturali o per perseguire realmente la causa, proposta dall'appello, lo fanno per motivi pubblicitari, perché firmando l'appello, come dire, si mettono dalla parte dei buoni, dalla parte dei giusti e quindi con il minimo dello sforzo si possono, considerare da soli,
possono dirsi di essere moralmente superiori agli altri, che invece gli appelli non li firmano e magari non li condividono neppure. Vado avanti a legge. Si tratta invece di un'adesione sempre pubblicitaria, polvere agli occhi per quanti sono tratti a ritenere la firma dell'intelligenza un avallo responsabile. Sappiamo bene che una volta affermato il programma, gli intellettuali vengono sempre pregati di tacere o di parlare a comando. E qui si apre un altro mondo. Non è solo l'appellite, ma è anche il mettersi a rimorchio del potere politico. Il potere politico che usa gli intellettuali, ma poi li comanda a bacchetta, magari li fa, come dire, sentire parte del sistema perché li chiama a ricoprire delle cariche che poi in realtà, non hanno poi il potere di mettere in discussione la linea politica. Dall'altra parte, appunto, dopo avere dato le prebende, però il potere esige di comandare e quindi gli intellettuali parlano o tacciono a comando. A Mussolini stava più a cuore l'opinione di un ciclista che quella di un professore. Quanto ai seguaci di Lenin, essi bollano la cultura con un aggettivo nefando, borghese. Ma voi andate a dire queste cose ai vecchi e ai nuovi aderenti. E qua apriamo un'altra parentesi, perché anche qua, secondo me, Flaiano coglie un tema che è della massima attualità. Cioè, cosa vuol dire che Mussolini apprezzava di più il parere di un ciclista che quello di un professore? Appunto che gli intellettuali sono trattati dal potere come strumenti di propaganda, sono quelli che organizzano la propaganda. Dopodiché il loro valore, per il politico finisce lì, perché il politico, diciamo, guarda alla massa e per questo, appunto, dice Flaiano, preferisce, diciamo, sta più attento a cosa ne pensa un ciclista che un professore. Poi c'è la questione del borghese, cioè la cultura borghese è nefasta per definizione. Non c'è niente da fare, i borghesi non sono oggetto di cultura né tantomeno sono in grado di produrne una autonoma. Dicevamo appunto poi i vecchi e i nuovi aderenti. I vecchi vi risponderanno che subirono il fascismo e che concessero la loro adesione in buona fede. I nuovi non vi risponderanno nemmeno, sono troppo occupati a farsi notare. Oppure, nel migliore dei casi, vi diranno di essere ansiosi per le sorti della cultura, oggi trascurata, che sono ansiosissimi di molte astrazioni, la dignità umana, la libertà, la democrazia, e che non vedono via onorevole oltre quella dell'adesione, del gruppo e della firma. Tra qualche anno vi parleranno della loro buona fede. Si può concludere affermando che molti intellettuali italiani mancano di intelligenza, di sincerità e di coraggio. Direi che è una stroncatura che non ammette repliche e che appunto batte sui temi che prima vi ho segnalato, ovvero la pretesa superiorità morale, l'effettiva volontà di farsi pubblicità sfruttando una buona causa e una buona causa che però deve essere sempre astratta, cioè la dignità, la libertà, la democrazia, meglio se astratta, perché comunque è permette di tenersi le mani più libere poi sulle cose concrete. Ehm, con questa lettura concludiamo la prima parte e torniamo dopo un brano musicale.
a Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Non mi vedete perché, come l'altra volta in collegamento da casa mia, preferisco farvi vedere i libri più interessanti che ci sono sulla mia scrivania, che poi sono quelli, diciamo, che potete trovare negli scaffali delle novità delle librerie italiane. Beh, del primo Ennio Flaiano, Calendario e altri scritti, abbiamo già parlato abbondantemente nella prima parte, ve lo mostro comunque. Come vedete è un volume bello spesso e corposo. Poi qua abbiamo una proposta molto interessante. Allora, Massimo Bontempelli è un intellettuale che è stato un po', come dire, dimenticato. Per fortuna c'è questo editore, potete vedere Utopia, vi giro il libro perché noto che è messo al contrario, questo editore Utopia che attualmente sta ristampando l'opera omnia di Massimo Bontempelli. Massimo Bontempelli è famoso per il suo, come dire, realismo magico, una sorta di surrealismo e a volte anche vicino ad alcune diciamo caratteristiche del futurismo. Questo libretto vedete che è molto piccolo, sono soltanto 150 pagine, in realtà contiene 10 romanzi, ovvero 10 romanzi sintetici che appunto ci fanno vedere cos'è la vita intensa, ma la vita intensa non è quella che voi potete immaginare, cioè non è quella come dire, fatta di avventure, in realtà è Bontempelli ci fa vedere che la vita è sempre frenetica, anche quando sembra che non succeda niente. Qui in questi romanzi, non so, ci sono delle situazioni, viaggi in tram che finiscono in maniera molto strana, poi una persona che impara una lingua senza conoscerla, la storia di un uomo che non si può identificare, e tradimenti che nascondono altre realtà. Insomma, è un libro fatto di stranezze, però è veramente anche la forma dei 10 romanzi sintetici, che è un po' futurista, appunto, rende questo libro una lettura molto intensa, come recita il titolo. Qui invece siamo sul classico, L'isola del dottor Moreau di Herbert G. Wells. Le edizioni sono quelle dei grandi classici Burr, la copertina è molto carina, ma questo libro appunto è un libro pubblicato nel 1897 ed è un libro che ci propone dei temi che sono sempre della massima attualità. Nell'isola del dottor Moreau cosa succede? Succede che un uomo naufraga, fa un naufragio su un'isola remota e qui incontra uno studioso misterioso che conduce degli esperimenti e in particolare trasforma gli animali in creature umanoidi, quindi crea degli ibridi che non sono né uomo né bestia. Poi questo scienziato è, come dire, tutte le bestie vivono sottomesse alle regole della legge che viene appunto fissata dallo scienziato, che quindi può governare come se fosse una specie di divinità. Ma che cosa succede? Succede che queste bestie, in un certo senso, mano a mano che si avvicinano alla condizione umana, diventano sempre più incontrollabili e diciamo che quindi prima sembrano porsi sotto il controllo di Moreau e poi invece iniziano a regredire a uno stato primordiale e travolgono, diciamo, questa società. Naturalmente il tema dell'ibrido adesso è forse più declinato nel senso dell'ibrido tra macchina e uomo, però indubbiamente qui c'è un punto di vista su cosa può fare la scienza e come si può organizzare una società che è in questo momento veramente di cambiamenti epocali, comunque della massima attualità. Forse non si può dire lo stesso dell'altro libro che vedete qua sotto,
che è il libro di Pierre de La Rochelle, Socialismo fascista. Qua siamo negli anni 30, anzi è una raccolta di saggi che che sta tra gli anni 30 e gli anni 40. Pierre de La Rochelle è stato un grande romanziere, autore di Fuoco Fatuo e di Gilles, giusto per citare due titoli meravigliosi, e però è noto anche per essere stato un collaborazionista, cioè per aver collaborato con l'invasore tedesco nazista durante la seconda guerra mondiale. Drieu non volle sopportare come dire, la vergogna dell'epurazione e si suicidò nel 1944. Prima di suicidarsi volle esprimere l'opinione che la sua, diciamo, maggior vicinanza all'Unione Sovietica rispetto agli americani. Allora, qui ci sono alcune cose da dire. Intanto questo è il primo numero di una... Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Parta con dei titoli molto orientati per fare polemica da sinistra, ma in realtà nei prossimi volumi troveremo anche i discorsi della Thatcher, il vero conservatore di Barry Goldwater, dei titoli di Ortega y Gasset, quindi diciamo c'è effettivamente un tentativo di andare a capire quali sono le posizioni della sinistra. Poi forse de La Rochelle è un bel nome con cui iniziare, forse non è il titolo più, come dire, più attuale dal quale si poteva partire, però comunque è una lettura interessante. Inoltre de La Rochelle scrive benissimo sia quando è narratore sia quando è saggista, come in questo caso. Poi andiamo un po' di corsa, passiamo agli altri due titoli, quello rovesciato Andy Warhol 63 di Deborah Davis, pubblicata da Accento. È un libro molto interessante, lo sto leggendo in questi giorni, deve ancora uscire, ma uscirà la settimana prossima, e questo libro racconta un episodio poco noto della biografia di Andy Warhol, che è stato uno dei grandi protagonisti non solo dell'arte ma anche della cultura a tutto tondo, in particolare della musica del Novecento. E questo episodio poco raccontato è in un suo viaggio a Los Angeles, dove incontra Allen Ginsberg e altri grandi protagonisti della cultura e della musica americana. Lei, Deborah Davis, è una bravissima giornalista che aveva già scritto un libro molto bello sulla festa dell'anno, che era, diciamo, il ballo in maschera di Truman Capote, al quale partecipò tutto il bel mondo, il jet set, come si diceva allora. Anche questo è un libro molto documentato, però come il precedente è di agevolissima lettura, cioè è un libro davvero divertente, anche se è un saggio. Esistono anche saggi divertenti, infatti, e spesso sono molto più interessanti dei romanzi. Infine, un altro libro di cui mi sarebbe piaciuto parlare più diffusamente. Questa è una monografia scritta da due autori italiani, Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti. È una monografia dedicata a Yoko Ono, che ha superato i 90 anni, che è ancora attiva come artista, e qui diciamo che viene fuori la ricchezza incredibile di questo personaggio, che è famoso solo per aver fatto sciogliere i Beatles, che poi non è neanche vero, ma insomma questa è è il suo marchio indelebile. In realtà Yoko Ono è stato un artista di primo piano, sempre molto divertente. Io ho visto delle sue mostre molto molto semplici, molto toccanti, e che diciamo prevedono sempre la partecipazione attiva dello spettatore. Yoko Ono quindi è un artista importante, era un artista importante ancora prima di conoscere John Lennon, e anzi John Lennon l'ha conosciuto proprio a una mostra, e quindi non va preso, non è un personaggio da prendere sotto gamba. Non solo,
perché Yoko Ono è stata anche una grande musicista. Gli album solisti di Yoko Ono non sono inferiori a quelli di suo marito. Questo può sembrare strano e perfino blasfemo, ma io vi invito ad ascoltarli e scoprirete un grande gruppo, spesso c'è anche John che suona la chitarra, e scoprirete una serie di dischi memorabili per molti versi. Negli ultimi decenni si è accompagnata spesso alle avanguardie della musica indie, cosiddetta indie, cioè indipendente. Ci sono dei dischi, ad esempio, con i Sonic Youth, ci sono dei dischi dove si mescola l'elettronica al rock. Beh, io vi consiglio di, se avete un servizio qualsiasi di musica in streaming, di andare a dare di dare un'occhiata, anzi di dare un'ascoltata anche a Yoko Ono, che non è affatto male, anzi è una grande artista a tutto tondo. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.